Derby molto sentito, anni addietro alle pendici dell'Etna tra Pedara e Trecastagni. 14ª giornata del campionato Under 15 provinciale catanese che si disputa al comunale di Via Stella, dove il Trecastagni trova asilo stante l'atavica indisponibilità di alcuni impianti della provincia di Catania. Pedara reduce dal doppio passo falso consecutivo contro il New Team Catania e Calcio Club Santa Venerina. Trecastagni che ha raccolto una sola vittoria, tanti passaggi a vuoto. Dirige la partita Antonio Sgroi della sezione di Acireale, quando grazie all'ausilio delle immagini a cura di Tommaso Romeo passiamo a raccontarvi del film di questa sfida che si apre dopo 2 giri di orologio con Cavallaro in azione personale che prende il fondo a sinistra, mette dentro per Laudani che deve solo spingere in rete e ringraziare il compagno in squadra per il vantaggio del Pedara che all'ottavo cerca il bis, punizione lunga di Torrisi per Laudani che salta Marletta a porta sguarnita però calcia centrando il palo. Al 19esimo battono un colpo i locali, rimessa laterale di Di Marco che arriva a Tandurella, la tocca trovando la mano di Privitera, massima punizione accordata dal direttore di gara. Dal dischetto è Calì a mandare in rete per l'1-1 di giornata. Al 23esimo primo cambio con Pellegrino che entra nei 6.000 metri quadrati del comunale di Via Stella. 3 minuti più tardi punizione di Basile respinta da Marletta che arriva ad Agata, svirgola la sfera mandandola sul fondo. Al 36esimo recupero palla di Cavallaro, il quale salta Falcone e calcia trovando la respinta di Marletta sulla quale si avventa Laudani. Nuovo vantaggio pedarese prima del duplice fischio del direttore di gara. Passiamo allora, grazie al nostro montaggio a cura di Mirko Giacopello, a quanto accaduto nella ripresa dopo 3 minuti al rientro in campo delle formazioni. Palla messa dentro da Pellegrino che arriva a Laudani, appoggia per Montaina, calcia da buona posizione alto. Al 41esimo rimessa laterale di D'Agata, arriva Cavallaro con un pallonetto. 3-1 Pedara, partita in cassaforte per la compagine quest'oggi ospite. 2 minuti più tardi Cavallaro ancora una volta ci prova con un pallonetto salvato da Di Grazia sulla linea di porta. Dal corner che ne consegue sfera messa dentro per Montaina che non trova l'appuntamento con la sfera. Trecastagni prova a rientrare in partita con Calì che cerca il gol olimpico, viene stoppato però dal palo. Al 55esimo intanto tocca a Palermo, poco dopo l'ora di gioco Cavallaro mette dentro la sfera nella propria porta, però a gonfiarla è Di Benedetto. 4-1 Pedara. Nel finale scampoli di gara per Partescano e Arua, non accade più nulla al comunale di Via Stella. Pedara che si impone per 4-1 nel derby contro il Trecastagni. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.